Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Duro colpo al clan Pillera Puntina, 18 arresti a Catania per estorsione e spaccio. A Palermo sequestro milionario dei beni ai presunti appartenenti alla cosca che gestiva il villaggio Santa Rosalia. È giallo a Favara su 2 anziani, marito e moglie, trovati morti ieri sera nella loro camera da letto. A scoprirlo la nipote, è stata disposta l'autopsia. La Regione raggiunge l'intesa con le case di cura convenzionate per abbattere le liste d'attesa sui ricoveri e gli interventi programmati, messi in campo oltre 8 milioni di euro. La voce dei ragazzi contro la violenza alle donne, gli studenti dell'Istituto Musco di Catania premiati per il corto Non è amore. Ragazze serie contro Chupa Chups, su TikTok si agita la sfida a suon di video tra le giovanissime. Ancora regole sessiste e comportamenti intimi giudicati con mentalità maschilista. Ligabue riabbraccia il pubblico siciliano dopo 4 anni. Ieri a Messina nel riaperto Palasport la prima di 2 date per oltre 2 ore di concerto. Calcio, le siciliane di C verso il prossimo fine settimana di campionato. Domenica a Catania arriva la Virtus Francavilla e domani tocca al Messina in trasferta contro il Monterosi. Ma si comincia stasera in Serie B. Il Palermo ospita il Catanzaro. Di nuovo buongiorno da Sicilia 24, cominciamo con la cronaca. Operazione doppio petto, 18 gli arresti della polizia di Catania che ha decapitato il clan Pillera Puntina. Gli affari illeciti erano gestiti in famiglia ed erano proseguiti anche dopo la morte in carcere di Giacomo Maurizio Ieni. Sentiamo Tonino De Mana. L'hanno ribattezzata doppio petto perché ad essere taglieggiati erano imprenditori del settore dell'abbigliamento, dei trasporti e della logistica. Sono 18 gli arrestati nell'ambito di un'operazione di polizia che ha decapitato il clan catanese dei Pillera Puntina. I reati ipotizzati dal GIP a vario titolo sono detenzione e porto d'armi comuni da sparo, estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione ai fini di spaccio di droga, cocaina che arrivava a fiumi dalla Calabria, marijuana che invece veniva importata dalla Spagna con il fiorente business affidato a Francesco Ieni Ucastoru, figlio di Giacomo Maurizio, morto in carcere nel maggio scorso. L'accortezza naturalmente di coloro i quali trafficavano in tali sostanze era quella non di rifornire delle piazze di spaccio proprie, ma in realtà accordarsi sostanzialmente anche con piazze di spaccio di altri gruppi criminali. Questo così consentiva loro di non incidere nel controllo del territorio e quindi di non avere attriti con le altre cosche. Affari di famiglia proseguiti dalla moglie di Giacomo Ieni, Francesca Viglianesi, arrestata per usura, e dell'altro figlio, Dario Giuseppe Antonio Ieni, che era subentrato per la riscossione periodica delle estorsioni. In occasione delle festività di Natale e Pasqua, Ieni avrebbe inviato Giovanni Ruggeri a riscuotere anche una tassa estorsiva semestrale pari a 4.000 euro. Estorsioni, droghe e usura erano affari di famiglia, nella fattispecie della famiglia Ieni. Sì, erano interessi che venivano curati dagli stretti familiari di Ieni Giacomo Maurizio e che venivano gestiti appunto o nel settore delle estorsioni o in quello degli stupefacenti. Dalle indagini sono venuti fuori legami economici con esponenti dei Cappello Bonaccorsi e del gruppo Nizza, facente parte della famiglia Santa Paola Ercolano. A Palermo sequestrati beni per 6 milioni ai boss e anche ai gregari del clan del villaggio Santa Rosalia. Secondo l'accusa controllavano la vendita ambulante del pane, esercitavano poi una sorta di monopolio nella fornitura dei fiori presso alcuni cimiteri. Marco Gullà. Colpo contro la famiglia mafiosa del villaggio Santa Rosalia di Palermo. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 6 milioni di euro a 8 presunti appartenenti al clan che rientra nel mandamento di Pagliarelli. Gli 8 sono indagati anche per traffico di droga e trasferimento fraudolento di valori aggravato dalle finalità mafiose. I boss decidevano ogni cosa, quali attività commerciali potessero aprire, chi dovesse seguire i lavori di ristrutturazione e quali commercianti cambiare aria perché la loro concorrenza
concorrenza non era gradita. E ancora, incassavano una percentuale sulle transazioni immobiliari e avevano creato un monopolio nel settore edile del movimento terra. Ma anche il controllo delle postazioni ambulanti per la vendita del pane all'imposizione di fatto di un monopolio nella fornitura dei fiori a una rete di venditori su strada vicino al cimitero. Le indagini hanno scoperto anche un traffico di cocaina dalla Calabria messo in piedi da una delle figure di spicco della famiglia del villaggio di Santa Rosalia. La droga era destinata a rifornire le piazze di spaccio palermitane, sequestrate anche 7 attività economiche operanti nel settore del commercio d'auto, movimento terra, trasporto merci su strada, preparazione dei cantieri edili, mini market, pianificazione, ristorazione e commercio di frutta e verdura. Adesso siamo al Giallo di Favara, in provincia di Agrigento, dove 2 anziani, marito e moglie, sono stati trovati morti ieri sera nella loro casa di Viale Europa. La procura ha aperto un'inchiesta. Davide Sardo. È stata disposta l'autopsia sui corpi di Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, i coniugi di Favara, entrambi di 76 anni, trovati morti ieri sera nella loro casa di Viale Europa a Favara, nell'Agrigentino. Ancora non sono chiare le dinamiche dell'accaduto, nessuna ipotesi sembra per ora essere esclusa. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stata la nipote a dare l'allarme dopo averli trovati morti in camera da letto. Il corpo dell'uomo, già con i primi segni di decomposizione, giaceva sul letto e potrebbe essere morto da almeno 3 giorni prima rispetto alla denuncia. Maria Fiorilli invece è stata trovata stesa a terra con una profonda ferita alla testa, seminuda e con addosso solamente il sopra del pigiama. Sul luogo hanno lavorato fino a tarda notte carabinieri della tenenza di Favara e della compagnia di Agrigento insieme al reparto investigazioni scientifiche. L'esame cadaverico è stato eseguito dal medico legale Alberto Alongi. Gli investigatori hanno trovato macchie di sangue sui muri e su un ventilatore. L'abitazione è stata trovata in uno stato di disordine con il fedele cane della coppia che vegliava sulla scena. Le prime ipotesi degli investigatori suggeriscono che Paolo potrebbe essere stato colto da un malore e la moglie Maria sarebbe stata vittima di un incidente domestico. Sarebbe caduta battendo la testa contro un ventilatore prima e sul pavimento dopo. La procura di Agrigento vuole vederci chiaro e ha così disposto l'autopsia. La nipote, che per prima ha lanciato l'allarme, è stata ascoltata dai carabinieri. La coppia ha 2 figli che risiedono in Toscana e in Germania. Parliamo di sanità adesso. Dopo l'accordo con gli ambulatori e centri analisi convenzionati arriva l'intesa anche con le case di cura per abbattere le liste d'attesa per i ricoveri e gli interventi programmati. La Regione mette in campo oltre 8 milioni di euro che serviranno per l'appunto per garantire continuità agli interventi fino alla fine dell'anno, richiamando i pazienti che sono stati riprogrammati nel 2024. Servizio di Mario Viola. 8 milioni di euro per accelerare nell'abbattimento delle liste d'attesa in sanità, coinvolgendo le strutture private convenzionate. La Regione e le case di cura accreditate hanno definito l'accordo. Si chiude così la prima parte del piano regionale varato dalla Giunta Schifani nel luglio scorso. Sul piatto 8 milioni e 600 mila euro, di cui 8 pescati dai fondi ministeriali destinati all'isola per smaltire e accelerare proprio le prestazioni sanitarie e il resto derivanti da residui e accantonamenti di somme già stanziate ma non utilizzate dalle strutture. Con queste somme sul tavolo, nella tarda serata di mercoledì è arrivato l'accordo sugli ospedali privati, definito fra i rappresentanti delle principali associazioni di categoria il dirigente generale della pianificazione strategica in sanità della Regione, Salvatore Iacolino. Questo servirà a velocizzare ricoveri e interventi programmati nel 2023 ma non ancora effettuati, o quantomeno quelli riconducibili alle 17 aree critiche definite dal Piano Nazionale delle liste d'attesa, quasi tutti nell'ambito cardiovascolare e oncologico. Per avere accesso a queste risorse le cliniche dovranno aver superato alla fine di ottobre del 2023 il budget loro assegnato per l'anno. Come già avvenuto con i laboratori di analisi e gli ambulatori privati, dopo l'intesa siglata con la Regione qualche giorno fa, le somme, oltre a coprire interventi e ricoveri già effettuati, serviranno ad anticipare quelli inseriti nell'agenda aperta quest'anno ma slittati ai primi del 2024 per overbooking, ovvero per mancanza di fondi, richiamando dunque i pazienti. In scala provinciale a fare la parte del leone saranno proprio Palermo, Catania e Messina, le province più grandi. Fine dell'Odissea per i vincitori del concorso dei centri per l'impiego. Quasi in 500 potranno brindare e mettere sotto l'albero di Natale il contratto firmato. Adelaide Barbagallo.
Dopo un'odissea durata quasi 2 anni, arrivano nei centri per l'impiego i 487 vincitori di concorso. Una selezione avviata a gennaio del 2022 con un inizio burrascoso. Il bando pubblicato dalla Regione dopo decenni che non effettuava concorsi fu ritirato, corretto e poi pubblicato. Per la fame di posti in 90.000 presentarono domanda, ma solo in 40.000 effettuarono le prove nella primavera del 2022. Le graduatorie furono sommerse da una valanga di ricorsi, quindi una serie di ostacoli all'Arse in commissione bilancio. La fumata bianca è arrivata solo nelle scorse ore. Un posto di lavoro sognato, sperato, combattuto. Alla fine i 487 che ce l'hanno fatta potranno mettere sotto l'albero di Natale il contratto firmato e dire che tutto questo doveva avvenire quando al governo c'erano i 5 Stelle e fu introdotto il reddito di cittadinanza. I centri per l'impiego dovevano essere il fulcro, il motore per far funzionare il tanto vituperato sussidio, per far incrociare offerte e richieste e dare lavoro ai percettori, criticati da molti per avere un reddito senza far nulla. Sorridono ora i vincitori di concorso, non tutti giovanissimi, alcuni a quanto pare tra qualche anno potranno andare perfino in pensione. Un traguardo comunque importante. Ai centri per l'impiego si rivolgono disoccupati ma anche imprese e datori di lavoro. E ora la voce dei ragazzi contro la violenza alle donne. Gli studenti dell'Istituto Musco di Catania sono stati premiati per il corto Non è amore. Sentiamo il servizio di Giusy Lazzara. Ieri ho incontrato Luca, era proprio come lo desideravo. Oggi mi ha dato il primo bacio, un bacio a stampo. Oggi mi ha chiesto il mio numero. E la voce di queste giovani donne lo hanno pensato e scritto le studentesse della Scuola Musco di San Giorgio a Catania. Nasce così questo corto che ha raccolto le confidenze delle vittime raccontate alle amiche. Per lui sto meglio senza trucco. C'è tutta l'emozione dei primi amori che diventano un incubo insopportabile. Mi ha dato uno schiaffo dicendomi che l'ho fatto per il mio bene. Urla e schiaffi, ma mi ha promesso che non lo farà più perché mi ama. Il corto è stato premiato 2 volte nei festival nazionali dedicati ai video realizzati dagli studenti, che sono stati seguiti questa volta dalle insegnanti Claudia Urzì e Sonia Giardina. Questo spot, lo spot sul Non è amore, l'ho dedicato a Giulia personalmente, perché diciamo che questa ragazza gli è stata tolta la possibilità di esprimere, cioè di realizzare il suo desiderio, e non è giusto. E nelle scuole vanno avanti progetti per sensibilizzare contro la violenza di genere. Non restare in silenzio, denuncia. 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 E intanto su TikTok si diffonde pericolosamente un nuovo trend che vede le giovanissime attaccarsi l'una contro l'altra. Come? A suon di video ovviamente, in cui si esaltano le ragazze serie contro le ragazze chupa chups, così definite. Ancora un punto a favore delle regole sessiste dei comportamenti intimi visti col giudizio della mentalità maschilista. Eva Spampinato. Dopo aver fatto diventare di moda la gelosia maschile dei ragazzi malessere e averla resa sinonimo d'amore, su TikTok spunta un nuovo trend che marcia sullo stesso filone della mentalità maschilista imperante, ma questa volta sono le donne a scagliarsi contro altre donne, loro coetanee, giovanissime, giudicate pubblicamente poco di buono in video ammiccanti e insultanti. Volete le ragazze serie e poi le perdete per quelle che fanno i chupa chups a tutti, alludendo al rapporto orale. Il testo del trend recita così, e a renderlo virale è la musica, una canzone russa remixata prima dal trapper Geolé e poi riarrangiata dal neomelodico catanese Nico Pandetta, con riferimenti volgari. Sì, sali su, baby, mi ha visto in TV, ora vuole ciupa ciupa. Su TikTok sono le donne a giudicare le altre donne, trasformando l'accusa di essere facili in un trend, invece di difendere il diritto femminile alla libertà sessuale e all'indipendenza. Invece di difendere le altre ragazze dalle male lingue maschili, le giovanissime, queste stesse male lingue, le alimentano lanciando messaggi alla rivale in amore e scrivendo: io l'ho conquistato con un sorriso, tu non ci sei riuscita nemmeno aprendo le gambe. Vi sfido
a trovare una ragazza seria nel 2023 che non si faccia toccare o non vada in discoteca, dicono questi due ragazzi. Si diffonde così la moda della celebrazione della verginità, insomma il dominio sul corpo di una donna e il giudizio della loro moralità. Manco fossimo nel Medioevo. Ancora regole sessiste e comportamenti intimi giudicati con la mentalità maschilista. E alle 14:30, subito dopo il nostro telegiornale, sarà nostro ospite come ogni venerdì il sindaco di Catania Enrico Trantino. Per le vostre domande, segnalazioni, contestazioni potete scrivere alla linea WhatsApp dedicata 342 745 5005 oppure mandare un'email a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo all'appuntamento con il sindaco, ripeto, fra poco dopo il nostro telegiornale. Adesso andiamo in pausa per qualche momento e ci ritroviamo con la musica. E adesso siamo alla pagina degli spettacoli. Ligabue torna a fare cantare il pubblico siciliano a distanza di 4 anni. Ieri a Messina, nel riaperto Palasport, la prima di 2 date. Francesco Triolo. L'abbraccio del pubblico, il calore del palco, quello che a Luciano Ligabue è mancato per tanti anni. Il rocker di Correggio è tornato in tour ritrovando la passione dei suoi fans. A Messina 2 notti di quelle da raccontare sotto i riflettori, la prima ieri sera, l'altra oggi, con un album di ricordi che scorreva davanti ai quasi 5.000 spettatori nel riaperto per l'occasione. Palla Rescifina, 2 ore e passa di concerto che hanno regalato emozione ai messinesi e ai tanti arrivati da tutta la Sicilia, vecchi successi, nuovi brani, qualche canzone che Ligabue non faceva da tempo. Ligabue è tornato sullo stretto dopo 4 anni dal concerto allo stadio e stasera proporrà una scaletta diversa rispetto a ieri tra nuovo album e brani storici, perché la sua è una storia che non invecchia mai, un viaggio che ripercorre la sua storia personale e quella dei tanti fans che lo seguono da quando cantava. E adesso parliamo di teatro al Musco di Catania, una commedia basata sulle relazioni in cui si ride ma al contempo si riflette sulle dinamiche familiari, mai come in questo momento storico in crisi di valori. Titolo dello spettacolo: Famiglia quasi perfetta. Adelaide Barbagallo. Al Teatro Musco di Catania la prima di Famiglia quasi perfetta, con attori protagonisti il mattatore Edoardo Saitta e la brava Francesca Ferro, figlia d'arte cresciuta a pane e teatro. Una bella coppia, un po' sulle righe, perché lui insomma è uno distratto come come la maggior parte dei mariti, e lei è una moglie che fino a quel momento lo ha, come dire, accudito, lo ha appoggiato, e poi arriva un momento in cui anche le mogli più dolci, più, come dire, più calme arrivano all'apice, scoppiano e poi... Lei si trova con questo marito che non sopporta perché gli ha rovinato la vita, cioè, lei era una donna che voleva fare strada, invece ha dovuto sacrificare tutto per i figli a cui lui non pensa, quindi è un po' isterica. Diciamo che lo prende un po' ammazzate, diciamo. Aprono la scena 2 bambini dalle cui battute si intuisce subito lo spirito dello spettacolo. Una cena, 5 amici, oltre a Saitta e Ferro in scena Adriano Aiello, Plinio Milazzo, Francesca Agate. Chiacchiere, ricordi, risate, fin quando l'apparente atmosfera di complicità si trasforma in un furibondo e divertente scontro verbale. Firma la regia Francesco Maria Tardi. Bravi tutti gli interpreti premiati dal pubblico con un lungo applauso. Si replica sino al 17 dicembre. Ci fermiamo ancora, poi ci ritroviamo con la pagina sportiva. Siamo allo sport, cominciamo dal campionato di Serie B che stasera propone l'anticipo tra il Palermo e il Catanzaro alle 20:30 al Barbera. Corini chiede continuità alla sua squadra, ritrovare anche la vittoria in casa. Marco Gullà.
al Barbera per cambiare direzione. Stasera contro il Catanzaro il Palermo è alla ricerca della vittoria perduta. Una partita decisamente insidiosa per la compagine rosanero, considerato che il Catanzaro ha gli stessi punti dei siciliani e viene dal successo nel derby con il Cosenza. Eugenio Corini, nonostante critiche e pressione, va diritto per la sua strada. Dobbiamo dare continuità al pareggio fatto a Terni, dobbiamo farlo con una prestazione nella durata migliore, nel senso che secondo me Terni abbiamo fatto un buon primo tempo, un secondo tempo normale, fare una partita normale non basta e dunque vogliamo dare continuità a questo tipo di prestazione. La reazione che c'è stata, purtroppo non su tutta la partita, e dimostrarla in campo con grande applicazione, dedizione, passione e di conseguenza chi verrà a sostenere la squadra, vedere una squadra che è reattiva, che combatte, che lotta, che lavora. Sui problemi di spogliatoio Corini ha detto non è vero nulla. Probabile formazione per stasera: Pigliacelli tra i pali, difesa con Mattei, Lucioni, Marconi e Lund, Koulibaly, Stulaz e Gomez dovrebbero agire a centrocampo, poi in avanti Di Mariano, Brunori e Di Francesco. Fischio d'inizio oggi alle 20:30. Adesso la Serie C, prima a scendere in campo in questo fine settimana sarà il Messina nello scontro diretto per la salvezza contro il Monterosi, e poi ancora invece domenica il Catania tornerà al Massimino per la sfida con la Virtus Francavilla. Francesco Triolo. Sarà un dicembre chiarificatore per il Catania, 4 partite da qui alla sosta di Natale per capire quale potrà essere il percorso nel girone di ritorno. Sotto la guida di Cristiano Lucarelli, i rossazzurri hanno trovato una nuova spinta, il successo ai rigori in Coppa contro il Crotone ha testimoniato come il tecnico livornese abbia dato un cambio di passo a tutta la rosa. Adesso c'è una nuova sfida, una nuova occasione per dare seguito alle vittorie contro Turris e Giuliano in campionato e piazzarsi in piena zona playoff. Una partita nella quale Lucarelli dovrà fare a meno del centravanti Sarao, squalificato per un turno dopo l'espulsione dalla panchina rimediata a Giuliano. Contro la Virtus Francavilla però non sarà una passeggiata e questo Lucarelli lo sa bene. I pugliesi hanno appena cambiato guida tecnica con l'arrivo di Roberto Chiuzzi, che ha dato una scossa anche dal punto di vista tattico. Il suo tridente offensivo ha portato alla vittoria nel derby e scontro diretto contro il Brindisi e al Massimino, quindi vorrà dare continuità per cercare di mettersi fuori prima possibile alla zona play-out. Il Catania però potrà contare anche sull'apporto dei suoi tifosi, si parte dallo zoccolo duro dei 14.000 abbonati, ma lo stadio sarà stracolmo in poche ore, sono stati già venduti oltre 1.000 biglietti. Chi sta in piena zona play-out è il Messina, che domani alle 16:15 a Teramo affronterà il Monterosi. Diverse le indisponibilità per il tecnico Giacomo Modica a rischio esonero, che potrebbe quindi apportare modifiche al consueto 4-3-3. Per i peloritani una gara spartiacque di questa stagione, il Monterosi è ultimo in classifica a 2 punti dai giallorossi, che in caso di sconfitta verrebbero sorpassati. Ci fermiamo qui, grazie per essere rimasti con noi. Fra poco vi ricordo il nostro approfondimento settimanale con Sicilia 24 Focus dedicato alla città di Catania. Ospita in studio come sempre il sindaco Enrico Trantino. Grazie ancora, vi auguro una buona giornata.